Prima categoria B, Sampierdarenese e Golfo Paradiso, rispettivamente seconda e prima campionato, si affrontano oggi. I padroni di casa, ad un solo punto sotto, vogliono provare a salire di posizione. Già al 9° minuto Ferraro batte una bella punizione, ma l'intervento di De Moro giunge troppo tardi e la palla finisce sul palo. Poco dopo, al 13° di nuovo Ferraro corre verso la porta, è vicino, ma l'arbitro fischia il fuorigioco, si ferma, segna e dagli spalti sono numerose le proteste per il gol annullato. Di nuovo al 26° Gessi crossa per Spinetti che segna, ma ancora l'arbitro annulla il gol per la posizione di fuorigioco del numero 11. Avrà avuto ragione? A voi l'ardua sentenza. 1 minuto dalla fine e vediamo Grilli battere un bel calcio di punizione. La palla vola e a prenderla è il colpo di testa di Cacciapuoti che la mette dentro. Rivediamo l'azione che porta al risultato a 0-1 per il Golfo Paradiso. Il secondo tempo si apre dunque con il vantaggio dei biancoazzurri, come ci mostrano le riprese di Laura Bevilacqua. Fin da subito la Sampierdarenese cerca di recuperare. Nei primi secondi De Moro tira tra le gambe di un difensore, recupera la palla, tira ma colpisce la traversa. Al 17° un'altra bella occasione, ma il colpo di testa di Gesi finisce fuori. Ci riprova sempre Gesi al 40°, tira dritto in porta, ma la palla finisce tra le braccia di Cellerino. Direi un primo tempo ricco di controversie. E un secondo tempo che non ci ha regalato particolari emozioni. Qui al Morgavi si conclude con il vantaggio degli ospiti. Il Golfo Paradiso rafforza la sua posizione in classifica.